turbativa d'asta sull'aggiudicazione del project financing per realizzare l'autostrada del mare, la nuova superstrada a pagamento che collegherà la A4 alle spiagge dal casello di Meolo. 6 massimi dirigenti della Regione Veneto sono finiti nel registro degli indagati della Procura di Venezia. Spicca il nome di Silvano Vernizzi, il re polesano delle strade, amministratore unico di Veneto Strade, supercommissario per la realizzazione della pedemontana veneta, dirigente di lungo corso per anni a fianco del governatore Galana e dell'assessore Renato Chisso. A firmare i provvedimenti il pubblico ministero Stefano Ancilotto, uno dei 3 PM che hanno curato l'inchiesta Mose. Un'indagine legata a doppio filo. L'azienda che sarebbe stata favorita da Vernizzi e da altri 5 dirigenti regionali sarebbe infatti quella Adria Infrastrutture guidata da Claudia Minutillo, segretaria particolare di Galana all'epoca della sua presidenza del Veneto, finita nel primo troncone dell'inchiesta Mose con Giovanni Mazzacurati e Pier Giorgio Baita. Inevitabili nuovi collegamenti con lo stesso Galana e con l'assessore Chisso, che di quella società, secondo gli inquirenti, sarebbero stati soci occulti. I 6 indagati, oltre a Vernizzi, un trevigiano, 3 veneziani e un vicentino, dovranno comparire davanti ai magistrati il 29 gennaio.